questo periodo stiamo facendo un viaggio tra le archeologie industriali del nostro territorio, del Polesine, e chi meglio rappresenta appunto l'archeologia industriale, l'ex centrale Enel di Polesine Camerini. Sono qua con Renzo Padovan, che di questa centrale è stato uno dei dirigenti più importanti. Lei che mansione aveva? Era un quadro responsabile dell'esercizio della centrale, e questa era la più grande centrale italiana prima che fosse costruito Tor Valdariga Nord e Brindisi Sud, insomma. E quanti ettari occupava la centrale? La centrale è insediata su 200 ettari di territorio che prima della costruzione della centrale era valle, era terreno abbandonato, demaniale, e poi è diventata proprietà della regione, la quale ha ceduto all'Enel il terreno sul quale ha costruito questa centrale. È stata concepita dopo le alluvioni che Porto Tolle ha subito come intervento dello Stato, un po' per frenare l'immigrazione, che era ormai diventata un problema, per dare sbocco all'occupazione locale, creare occasioni di lavoro e nello stesso tempo dare una risposta alle esigenze di energia che il Paese in quel momento aveva estremo bisogno. La chiusura della centrale è stata una cosa strategica, politica, o era giusto chiuderla perché magari era obsoleta, non rappresentava più le esigenze del momento? Era una centrale che aveva, dalla sua messa in servizio, che è avvenuta attorno a fine degli anni 70, aveva ancora potenzialmente la possibilità di essere mantenuta in esercizio per diversi anni, ma la strategia del cambio dei combustibili e delle fonti energetiche, anche per la riduzione delle emissioni, ha portato a una decisione di chiusura, che l'innovazione derivante da energie rinnovabili ha compensato in maniera notevole, diciamo, quella che era il fabbisogno della domanda energetica. Che questa è stata concepita fine anni 60, dal punto di vista tecnologico era all'avanguardia, sia come macchinari, non solo per la dimensione e la potenza, diciamo, ma anche per la strumentazione, la supervisione, l'automazione, e per quanto riguarda il petrolio, perché questa è una centrale a nafta pesante, penso che in Italia ormai ne siano rimaste molto poche. Per il territorio di Porto Tolle e di tutto il Delta, la presenza della centrale è stato un evento positivo e negativo nello stesso tempo, che andrebbe, diciamo così, ricordato, conservato, conservando tutti gli elementi che hanno portato alla decisione, cioè tutte le battaglie che è stato fatto sul territorio prima della costruzione, durante e anche successivamente, tutti i conflitti sociali anche insorti, e tutte le esperienze che questa centrale ha determinato, che è patrimonio, diciamo, della nostra cultura.